eliminazione delle regioni tra statuto speciale e statuto ordinario, tutte allo stesso livello, tutte pienamente responsabili. Queste sono le vostre funzioni e queste sono le risorse che dovete cercare di ottenere al meglio. È federalista il professor Massimo Cacciari e in questo senso la riforma che sta portando all'autonomia del Veneto non lo soddisfa, gli sta stretta, proprio perché l'ex sindaco di Venezia si auspicherebbe una modifica molto più ampia dell'assetto istituzionale. Va modificato tutto l'impianto delle interregioni se si vuole parlare seriamente di autonomia. E allora sono d'accordo sull'autonomia. L'autonomia di cui si sta parlando è semplicemente la richiesta da parte delle regioni, che certamente danno di più di altre alla macchina dello Stato, di tenersi queste risorse o maggiori risorse. Tutto qua, non c'è altro senso nell'autonomia. Ospite del vice direttore Ferdinando Avarino al talk show Ring di Antenna 3, Massimo Cacciari ha parlato anche delle polemiche legate all'approvazione del disegno di legge presentato dal deputato padovano Alessandro Zan, che prevede l'inasprimento delle pene contro i crimini e le discriminazioni contro omosessuali, donne e disabili. I principi fondamentali sono cose che ormai dovrebbero essere senso comune. Dopodiché è chiaro che detesto anch'io il politically correct portato all'estremo, portato al comico, ma i principi fondamentali che bisogna avere un assoluto rispetto nei confronti della persona altrui, qualunque sia il modo in cui essa si esprime, e beh, questo è sacrosanto.